Buongiorno a tutti, sono Fanny Piccoli. Oggi nuova puntata di Le Ciaccole, rubrica di chiacchiere, curiosità e varie amenità del nostro periodico La Città che potrete trovare in edicola proprio in questi giorni. Oggi siamo qui con il nostro Stefano Andrean, nostro perché è l'art director sia della Città che di Piancavallo Magazine, è un maestro d'arte e un grande grafico. Allora, ciao Stefano, come stai oggi? Molto bene, grazie. Dico grazie per il complimento grande, perché grande in tutti i sensi. Come dice il dottor Grizzo, il Carnera dei grafici, mi ha sottolineato parecchio tempo fa questa cosa, e questa cosa devo dire che mi è rimasta particolarmente vivida nel mio cuore, perché veramente è stato un bellissimo complimento. Comunque sto bene, grazie, molto bene. Bene, dicevamo che sei sia maestro d'arte che grafico. Mi piacerebbe sapere come gestisci questa tua duplice identità artistica. Beh, diciamo che la parte prettamente artistica è da qualche anno che la sto così coltivando e portando avanti. È stato anche grazie a mio figlio che ha presentato uno dei quadri che ho realizzato ad un importante professore dell'Accademia di Brera di Milano, che ha visto in questi, diciamo, dipinti un qualcosa di particolarmente artistico, e la cosa mi ha spinto a proseguire con questa attività. Naturalmente il mio lavoro principale è quello di grafico, mi occupo appunto di quello che è la comunicazione visiva di diverse aziende qua nel Triveneto, però insomma anche la parte artistica di questi dipinti mi sta un po' prendendo, insomma sto cercando di fare qualcosa di bello, diciamo così. La bellezza salverà il mondo, dicono, no? Non essere modesto, io li ho visti e sono bellissimi. Comunque passiamo alla domanda successiva, parliamo un po' dei tuoi quadri. Dimmi un po' come li definiresti in 3 parole. È una domanda particolarmente difficile definire quelli che sono i miei quadri, perché sono delle espressioni di uno stato d'animo, e queste espressioni di uno stato d'animo spesso vengono riportate su quella che è la tela, diciamo la superficie sulla quale vengono dipinti. Quindi sono dei tratti, dei colori, dei soggetti prettamente paesaggistici che poi vengono espressi in maniera, diciamo così, molto 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 soggettiva, ma spesso in modo dinamico, molto percettivo, quasi materico, insomma. Mi rendo conto che descrivere a parole le opere d'arte sia molto difficile e faremo in modo di farne vedere il più possibile. So che comunque hai partecipato a delle mostre e forse ce n'è anche qualcuna in programma. Cosa mi dici in merito? Guarda, ho partecipato adesso a un paio di mostre, una collettiva qui a Pordenone allo Studio 11, e dove avevo così esposto un paio di quadri miei. Poi appena finita domenica scorsa, scusate, una mostra a Pofabbro, una mostra a livello nazionale di artisti molto importanti, dove anche lì avevo esposto un paio di quadri miei, e la mostra ha avuto un discreto successo, anzi un buon successo, e hanno realizzato anche un catalogo di questa mostra, e fortunatamente anche i miei quadri sono stati messi in catalogo, quindi sono stato catalogato, come si dice in gergo, il che è una cosa particolarmente importante, bella e di particolarmente soddisfazione, insomma. Beh, immagino. E vorrei anche chiederti, ma se qualcuno volesse commissionarti un quadro, come potrebbe fare? Dove ti troverebbe? Allora, mi troverebbe in Viale Grigoletti al numero 8, dove ho lo studio e dove anche dipingo. Alcuni quadri sono anche esposti lì in studio, altri sono esposti in gallerie private che sono stati acquistati da persone che hanno creduto in me e che hanno avuto il piacere di esporre presso le loro abitazioni, presso le loro case, questi dipinti che sono stati realizzati qualche tempo fa, insomma.
E so che collabori con diverse aziende come grafico. E come fai a mettere assieme la tua capacità, il tuo senso artistico con il desiderio di coloro che ti commissionano dei lavori? Riesci sempre a trovare dei compromessi? Beh, certo, i compromessi sono la base di questo lavoro alla fine, perché il committente o il mecenate, chiamiamolo come vogliamo, è quello che poi deve essere soddisfatto del lavoro che viene realizzato per lui, e quindi io cerco di proporre quelle che sono le mie idee, le mie proposte, anche dal punto di vista grafico, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista proprio artistico espressivo, e poi insieme con il cliente cerchiamo di raggiungere un punto di incontro per quelle che sono le sue necessità e quelle che sono poi anche l'aspetto della comunicazione che questo potenziale cliente o cliente richiede per quanto riguarda la sua azienda o la sua attività, insomma. Domandina, quale font useresti per il tuo epitaffio? A me piacciono i font molto semplici, lineari, disegnati in maniera molto forte, quindi io per il mio epitaffio userei un'Helvetica, proprio un classico dei classici. Ne terremo conto. E poi per quanto riguarda un logo, Sì. un logo famoso che ti piacerebbe modificare? Che domanda particolarmente difficile e impegnativa questa, Fanny, credimi, perché non lo so, i loghi famosi naturalmente vivono già di luce propria e non hanno bisogno di essere rivisitati o rivisti, però un logo che mi piacerebbe rivedere o fare un rebranding, come si dice così in gergo, potrebbe essere Adidas, che non l'ho mai visto proprio focalizzato al massimo, mentre Nike è già un classico riconoscibile dal loro logo. Cercherei di rivedere Adidas, insomma, se parliamo di cose famose, però insomma sono altri livelli. Quali modifiche principali apporteresti al logo dell'Adidas? Beh, anche questa è una domanda particolarmente impegnativa, Fanny. Adesso mi stai mettendo un po' di difficoltà, però non so, lo renderei più iconico, più riconoscibile, immediatamente visibile a quello che è il loro target, il loro pubblico. Non so, io sempre faccio un riferimento a Nike. Nike è riconoscibile per la sua spunta, diciamo, questo virgoletta che hanno senza scriverci sotto Nike, insomma, e quindi pecca un po' di questo aspetto, a mio avviso, il logo Adidas, però stiamo parlando veramente Sono io che ti ho portato. Di cose estreme, sì, stiamo parlando. Sì, lo so, ti ho portato a dire cose che altrimenti non avresti mai detto. E ultima domanda, vorrei chiederti, c'è un lavoro che ti ha fatto dire a te stesso: sì, sono proprio bravo, sono davvero bravo? Allora, faccio una piccolissima premessa. Non sono mai soddisfatto al 100% dei lavori che faccio, e questa è una critica mia personale, che però è una cosa mia. Però un lavoro che ho fatto ultimamente è stato il rebranding per un'azienda di Magnago molto importante, perché è un'azienda multinazionale che lavora in Italia, Germania, insomma è un'azienda importante che si chiama Vipaco, per la quale mi sono dedicato anima e corpo a fare il rebranding del logo, portandolo da una situazione veramente un po' così vecchia a portarlo ai tempi moderni, quindi realizzando le tecniche anche in 3D, e poi sempre per loro realizzando quelle che erano le loro immagini pubblicitarie, pagine pubblicitarie sulle riviste di settore e cose del genere, e poi tutta la loro corporate identity di cui avevano particolarmente bisogno, le biglietti da visita, carte d'estate, tutte queste cose qui che si parla di corporate identity. Insomma, questo è un lavoro che mi ha dato particolarmente soddisfazione in questi ultimi tempi. Io posso dire che tutto quel che ho visto che è opera tua mi è piaciuto molto e non sono di parte, prego. E vorrei concludere, se ti va, con un brindisi per poi salutarci. Intanto brindiamo a noi, a te, alla tua attività. A te, a voi. E salutiamo tutti quanti, ringraziamo Antonio Mazzucchin per l'ospitalità nel suo locale Le Ciaccole, nel chiostro della biblioteca di Pordenone. Bellissimo posto da raccomandare a tutti quanti.
Sì, Assolutamente. Sì, è un bellissimo posto e ricordiamo che la rubrica viene fatta in collaborazione con GL Radio di Luca Gigante e niente, vi salutiamo. Ciao. Ciao, ciao a Ciao. tutti. Grazie.